Il latitante anarchico triestino Luca Dolce, 37 anni, è stato arrestato in Liguria dal nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia. Ora si trova nel carcere di Imperia. L'uomo, ricercato dal 2021, è stato individuato al termine di una complessa indagine della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Stecco, questo è il suo soprannome, al momento della cattura aveva una carta d'identità falsa, ha diversi precedenti ed è stato in carcere a Tolmezzo, Ferrara, dove è stato detenuto assieme a Alfredo Cospito, e Modena. È ritenuto dagli investigatori un punto di riferimento tra gli anarchici del Triveneto e anche un elemento di collegamento con gruppi dell'antagonismo, anche per la sua produzione di documenti sui media d'area anarchica. Originario di Trieste, dal 2009 ha trascorso molto tempo col gruppo anarco-insurrezionalista trentino nella zona di Rovereto, dove si è occupato di propaganda e logistica. Secondo gli accertamenti svolti, Dolce avrebbe avuto anche un ruolo di coordinamento a livello nazionale nella promozione di attività anticarcerarie e ha intrattenuto corrispondenza con detenuti appartenenti alle Brigate Rosse. Le indagini sono state molto complesse, fa sapere la polizia, a causa delle straordinarie accortezze del ricercato e dei suoi fiancheggiatori, apprese anche in occasione dell'aiuto fornito per la latitanza di Juan Antonio Sorroche, l'anarchico spagnolo accusato di vari attentati, tra i quali la bomba alla sede della Lega di Villorba.